Intanto l'incertezza di Onda degli Ulivi in fase di allineamento, rimane lontana Onda degli Ulivi, mentre mancano 100 metri allo stacco. In partenza veloce Orca Loca, conquista la testa superando Orci Ciorni e Jet, mentre sono veloci anche Onda Gigante e Oreas. Onda Gigante si porta su Orca Loca, supera Orci Ciorni e Jet, poi si fa spazio in corda e riesce a sistemarsi alle spalle di Orca Loca. All'esterno rimane così scoperta Oreas, che ha subito in schiena Opalin B. 14,6 per i 200 iniziali, Oreas risale gradualmente trascinandosi la favorita Opalin B, 400 in 30 abbondante, e all'esterno Oreas avvicina Orca Loca dopo 550 metri di gara, in scia sempre Opalin B, se ne vanno i primi 600 in 47,7. Cavalli che affrontano il passaggio con Orca Loca da protagonista al comando, Oreas all'esterno, poi in corda c'è Onda Gigante, ancora Opalin B che segue Oreas, ancora Odissea Luis che ha in scia Hortensia Almar, mentre chiude il gruppo alla corda Olivia Cox. 1.39 il passaggio agli 800 e siamo sulla penultima piegata con leader sempre Orca Loca, all'esterno c'è Oreas che si trascina Opalin B, il chilometro intanto completato in 1.20,1. Di tutto comodo il percorso di testa di Orca Loca, fin qui Oreas all'esterno, e ora c'è la terza ruota di Hortensia Almar che scatta con decisione a 500 dal palo, si porta sulla coppia di testa. Siamo ora al paletto dei 400 finali con Hortensia Almar che supera in breve Oreas in grave calo. Opalin B non riesce a farsi luce, Ociccioni Jet chiusa, praticamente murata, intanto 300 al palo con Orca Loca leader. Numero 6 Odissea Luis squalificato. Intanto Orca Loca in vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo, Opalin B sprinta a centropista, poi ci prova anche Onda Gigante all'interno, ultime battute con Opalin B che si scaraventa sul battistrada e nel finale prende il sopravvento, battendo Onda Gigante che a sua volta dovrebbe aver avuto la meglio su Orca Loca. 1.17,8, 29,9 a chiudere, finale ad effetto di Opalin B che sulla curva conclusiva sembrava in ritardo ma ha messo in campo parziale superiore per venire a vincere ancora di mezza lunghezza su Onda Gigante che regola Orca Loca. Il triplo per Roberto Vecchione e Holger Ehlert.